altro episodio arbitrale contro una squadra big di Serie A avvenuto quest'oggi, domenica. Quante ne abbiamo? 22? Domenica 22 febbraio inizia quel video. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. C'è mercato, ma napoletano, come state? Spero tutto bene. Allora, giù. Scusate, tengo il mouse qua. Vabbè. Allora, vai giù. Partiamo dal Milan, dalla partita che fa il Milan, perché questo è il video post partita di Milan-Parma e di Roma-Cremonese, che adesso si è terminata la prima cioè Milan-Cremonese si è terminata verso le 8:15 più o meno, e Roma-Cremonese siamo al 92esimo più o meno. Appena farò uscire il video sarà quasi finito. E oggi, allora, partiamo dal Milan che subisce soprattutto un torto arbitrale, che gli viene annullato il gol se non mi sbaglio, e non viene annullato il gol al Parma di Mariano Troilo. Ok, poi ci stanno vari falli, episodi arbitrali a non finire anche in questa partita. 3 episodi arbitrali in 2 giorni, cioè in 3 giorni, scusate, da quando è iniziata la Serie A, da Genoa a Torino, Torino a Genoa, adesso non mi ricordo, a Napoli, a Atalanta Napoli, giocata oggi, si è finita alle 4:48, 5 più o meno, mi ricordo, a Milan Parma. E vabbè, allora, per esempio, no, oggi per farvi capire, c'è un fallo anche sul portiere del Milan, si chiama, come si chiama il portiere del Milan? Magnan, e praticamente, ok, o portiere del Milan, ok, se lancia pallone, poi chi blocca la palla e fa per rilanciare. E quando va a rilanciare, mettiamo caso che questo qua è il giocatore del Milan, questa bottiglia d'acqua è il giocatore del Milan, la chiudo un attimo per bene, ok, c'è il giocatore del Parma, io portiere del Milan vado per rilanciare, il giocatore del Parma viene su di me portiere, io come faccio a rinviare? E farlo su portiere. Quindi, poi vogliamo parlare di Roma, come si dice? Roma-Cagliari, che si è terminata in questo momento, poi, cioè che Roma-Cremonese, poi c'è da dare anche merito al Parma, che ha vinto la partita contro il Milan. Poi, vabbè, Roma-Parma segna Cristante, poi indicare a doppia e dopo una decina di minuti Pisilli. Roma asfaltata. Chissà, arrivano sicuramente quarti. C'è una lotta Champions giù questo campionato a non finire. Cioè, una lotta punto a punto. Ci sta Como che ha 5 punti dal quarto posto, che al momento è come sesto, poi ci sta la Juventus che ha 4 punti, c'è la Roma che in zona Champions a pari punti con Napoli, sono tanti, mamma mia, come è difficile a giocare. Dopo sta Milan a 54 e l'Inter a 64, a più 10 dalla seconda, a più 14 dal Napoli e a più 14 dalla Roma, più 18 dalla Juve, a più 19 dal Como, a più 30 se non sbaglio dal Sassuolo.
cioè, giù, 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 chi so fortissimi, giù, mi tengono Mallen, o tengono i cristiani di casa, analizzata, arrivano sicuramente tutte le giornate di Serie A. Ah, beh, giù, conoscete come sono fatto io, sono sempre stato molto sportivo in tutto, a parte alcune scemità che faccio, ma sono sempre stato sportivo, però veramente, vai giù. Qua a parte a parte Napoli e Milan questa giornata, la Roma ha fatto molto, ma molto bene, veramente. Ha fatto molto molto bene. Tutti quanti sono forti e noi siamo l'unica scelta, veramente. Però guardate, noi non abbiamo parimmo che siamo scemi, questa squadra mezza infortunata, siamo terzi a 50 punti. Vedete un po', anche se l'anno scorso eravamo primi, quindi a questo punto del campionato eravamo minimo a 60, 61 punti. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Vabbè, io vi saluto ragazzi, questo video è durato un po' troppo, mi sono perso un po' in chiacchiere. Ma vabbè, vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale. Collaborazione, questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football, il canale WhatsApp Mondo del Calcio. E in descrizione community di WhatsApp. Ciao, aiuto.